giornata cari amici sportivi di Media News TV dallo studio 1 della redazione sportiva. Oggi vi vogliamo regalare uno speciale tornando indietro negli anni in un calcio forse più romantico, quello di fine anni 80, dando risalto ad una delle formazioni del Cagliari che è rimasta maggiormente impressa nella testa e nei cuori di tutti i tifosi rossoblù. Siamo alla 25esima giornata di campionato nella stagione 1979-80. La giornata propone la partita dell'anno, Cagliari-Juve, la sfida più sentita di sempre in terra sarda, al cospetto della vecchia signora. In Italia la più amata, ma anche la più odiata. Due sardi, Cucureddu e Virdis, sono in campo con la maglia della Juventus. Trapattoni ancora non può immaginare che finirà sulla panchina rossoblù 15 anni dopo. Ironia della sorte, gli sarà fatale proprio una sconfitta con la sua Juve quando chiuderà anzitempo il rapporto col Cagliari dell'era Cellino. Oltre al tecnico di Cusano milanino, in quella sfida ci sono in campo anche altri due futuri commissari tecnici della nazionale, Zoff e Prandelli. Selvaggi, che 2 anni dopo partirà senza mai giocare nel Mondial di Spagna 82, regala un dispiacere ai suoi futuri compagni della nazionale azzurra. Spadino, così soprannominato, con questo gol alla Juventus entra in doppia cifra e raggiunge in classifica marcatori Pruzzo e Graziani. Lo precedono solo 2 goleador, che saranno gli artefici della vittoria a Spagna 82 nella partita contro la Germania, Pablito Rossi e Spillo Altobelli. Il terzo marcatore della finale, Tardelli, è in campo al Sant'Elia, proprio di fronte a lui. Cari amici, oltre 50.000 spettatori sono presenti sugli spalti per una degna cornice per quanto si è visto sul rettangolo verde. Virdis non è in giornata di grazia alle prese dalla marcatura arcigna del roccioso stopper Roberto Canestrari. Il provvisorio vantaggio bianconero arriva sul finire del primo tempo. Tardelli serve Bettega che addomestica il pallone col petto, triangola con Scirea, Sombrero a scavalcare Longobucco e destro Vincente che batte il grande Corti. Il Cagliari ha l'occasione per raddrizzare il risultato con un calcio di rigore decretato per fallo di Fanna su Selvaggi. Calcia lo stesso Spadino, Zoff è spiazzato, ma l'angolazione è eccessiva e il pallone termina al lato. Siamo ormai all'80° minuto e la Juve è ancora in vantaggio. Tutto si può immaginare, fuorché la prodigiosa rimonta che invece a sorpresa arriva. Piras con un improvviso diagonale impegna Superdino Zoff che non trattiene. La palla è ormai giunta ad 1 centimetro dalla linea di fondo. Sembra impossibile che Selvaggi ci arrivi, eppur arrivandoci così defilato sembra disarmato. Con un guizzo repentino arriva invece a calciare da posizione quasi impossibile, battendo Zoff con un gol in barba alle leggi della fisica. Sulle ali dell'entusiasmo, spinti dai 50.000 tifosi che arroventano il mitico Sant'Elia, arriva anche il sorpasso dei rossoblù allo scadere della partita. Bellini riceve da Marchetti, vince il duello contro Tardelli e in scivolata batte Zoff sul primo palo, mandando letteralmente in delirio il popolo rossoblù. E l'apoteosi, il tripudio per una vittoria storica e indimenticabile del Cagliari sulla vecchia signora. Grazie a tutti.